Un ricettario per recuperare il cibo avanzato nell'idea del riutilizzo, del rispetto dell'ambiente e della necessità di non sprecare imposta dalla crisi. Vediamo. Diciamo che il ricettario non l'ho creato io, ma nasce da un progetto regionale che si chiamava Progetto Differenziamoci. I funzionari del Dipartimento Acqua e Rifiuti andavamo presso le scuole a educare i ragazzi e gli insegnanti a fare una buona raccolta differenziata. E da lì, siccome tra i volontari c'erano pure dei cuochi e degli chef, piano piano si costruì questo ricettario. Il ricettario, quindi oggi abbiamo dato il testimone allo chef Moscato Giuseppe affinché continui ad arricchire questo elenco di ricette utilizzando gli scarti alimentari per farne ancora cibo buono da poter mangiare. Possiamo fare qualche esempio, dal pane raffermo, facendo quindi le fette del pane fritto con l'uovo, o mangiandolo con il latte, pezzetti di pane con latte, grattugiandolo, quindi facendo pane grattugiato, oppure le bucce di fichi d'India cucinato a mo' di cotoletta alla milanese, o i semi di zucca essiccati che diventano la semenza da mangiare durante le festività. Diciamo, questi sono degli esempi. Dal verde delle carote il pesto, sono piccoli esempi di scarti che andrebbero a finire nell'umido, invece ricucinati, riproposti, diventano alimento sicuramente. Il pane raffermo ce lo insegnano i nostri nonni, l'utilizzo a fare anche la scarpetta mentre che si mangia, perché non si buttava nulla, quindi tutto andava recuperato. Come un esempio che mi viene, dal maiale da mangiare non si butta nulla, o dagli agnelli, quindi purtroppo dico per le pecorelle o per gli animali, però dal sanguinaccio, dalla salsiccia, dal lardo, cioè tutte frazioni dell'animale commestibile e quindi mangiabile. Sono Giuseppe Moscato, lo chef, e sono anche un delegato del consiglio dell'Associazione Cuochi e Pasticceri di Agrigento e sono qui a questo convegno per parlare sulla sana alimentazione e sulle patologie del seno. Lo spreco alimentare è un tema molto importante per noi chef perché parte da noi ristoranti, perché nei ristoranti si fa molto spreco alimentare. Io come chef noi abbiamo cercato di inventare o cercare di studiare delle ricette per lo spreco e il riutilizzo del prodotto stesso. Cioè, ad esempio, se noi andiamo a prendere a sbucciare il pomodoro dalla pellicina, andiamo a ottenere una polvere per fare la decorazione sui piatti. Ad esempio ci sono per esempio il pane raffermo, di utilizzare e fare delle ricette tradizionali che da tempo si sono dimenticate, come ad esempio il pane fritto all'uovo, oppure fatto una zuppetta una zuppa di pomodoro, cioè riutilizzare i prodotti che non vengono più riutilizzati. Questo è un tema che da qualche mese stiamo cercando assieme con l'associazione Zemmola a divulgarle nelle scuole e negli enti pubblici.